Occupazione in crescita ma troppi stagionali. La CNA traccia il rapporto sul lavoro nell'isola, più formazione per invertire la rotta. Precarietà, basso valore aggiunto e ricambio generazionale sono i limiti che la CNA individua nell'occupazione dell'isola. Sentiamo Francesco Riccardi. Noi siamo anche molto superiori come ore lavorate, però c'è un problema di non poco conto, che è l'innovazione. Occupazione in crescita negli ultimi anni, ma in settori a basso valore aggiunto e con impegno stagionale in oltre la metà dei casi. Se il sistema delle imprese sarde andasse avanti come quello delle regioni più ricche, il prodotto interno lordo potrebbe però crescere di 9 miliardi. Analisi del presente e ipotesi sul futuro nel rapporto sul lavoro di CNA Sardegna. Il ricambio fra le generazioni è lento, anche perché giovani e donne sono i più esposti ai rischi di precarietà, disoccupazione e part-time involontario, e un quinto dei laureati sceglie l'emigrazione. Abbiamo anche un grande problema di competenze, di capitale umano, bisogna riconvertire e riorganizzare tutta la filiera dell'istruzione, quindi dalla scuola alla formazione, all'orientamento professionale. Per far questo servono politiche di medio e lungo periodo. All'orizzonte le opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale. Abbiamo già oltre il 10% delle nostre imprese che la stanno utilizzando, la stanno approcciando. Non dimentichiamo che l'intelligenza artificiale è nata nelle micro e piccole imprese, però al centro c'è sempre la persona. Intanto si riduce il numero delle persone in età lavorativa. Senza una maggiore produttività il reddito dei sardi calerà di oltre il 6%.